La serie di incontri di cultura storico-politica a cura dell'Istituto regionale di studi europei e coordinata da Roberto Reale prosegue con il secondo appuntamento, intitolato Senza perdere la memoria. Insieme ai giornalisti Arcangelo Ferri, capocronista Radio 1, e Luca Misculin, della redazione de Il Post, si è parlato di Europa dei valori, delle libertà e dei giovani e di come affrontare al meglio la sfida del futuro senza dimenticarsi del passato. Perché per il futuro dell'Europa è importante mantenere la memoria del suo passato? Perché la memoria del nostro passato ci rimanda a quella che sono state le tragedie europee, quella della prima e della seconda guerra mondiale, con decine di milioni di morti, un continente spappolato, l'azzeramento dei diritti, la compressione delle libertà, la Shoah e quant'altro. Per non rivivere il passato noi dobbiamo studiarlo, dobbiamo ricordarlo, dobbiamo approfondire, dobbiamo investigare. La fondazione dell'Europa ci ha garantito decenni di solidarietà sociale, economica, un patto civile di non aggressione tra gli Stati, dove le identità nazionali si sono sciolte intorno a valori diciamo superiori, cedendo anche parte della propria sovranità in nome di un obiettivo comune. Quanto pesano le nostre libertà e i diritti civili sull'identità dell'Europa? Sarebbe concepibile un'Europa senza questi valori o con valori diversi? No, non è concepibile un'Europa senza i valori fondanti che sono codificati nelle costituzioni dei paesi europei, dei paesi fondatori e nei trattati europei da Maastricht a Lisbona. Non è concepibile un'Europa diversa, un'Europa che viva l'assenza di questi valori. Intendiamoci, la riforma delle istituzioni europee è probabilmente una necessità, lo scollamento tra i cittadini europei e le istituzioni è una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ma a quei valori non si può rinunciare. Quei valori devono essere ripresi, riproposti e rilanciati, altrimenti ridiventa l'Europa delle nazioni, l'Europa degli egoismi, l'Europa dei conflitti. Le spinte indipendentiste che oggi osserviamo, come la Brexit o il referendum in Catalogna, rischiano di mettere in discussione le libertà e i diritti civili conquistati in Europa? Ma innanzitutto l'esempio di Brexit e quello della Catalogna sono un po' diversi fra loro, nel senso che appunto la Catalogna è questa regione che da sempre rivendica una sempre maggiore autonomia. Il Regno Unito invece è uno Stato dell'Unione Europea che invece certo rivendicano anche loro da sempre una maggiore centralità decisionale per il loro governo, però insomma il processo di uscita è stato avviato da una discussa decisione politica e quindi non le metterei nello stesso calderone. Chiaramente tutti questi progetti mettono a rischio tutto il progetto europeo, che quindi comprende anche le conquiste che sono state portate avanti dall'Europa rispetto ai diritti civili. Ovviamente l'esempio di Brexit è quello che potrebbe metterci un po' più in guardia, nel senso che la facilità con cui questo è successo è bastato che un paese all'interno dell'Unione, benché importante, decidesse di uscire o lasciasse al suo popolo la decisione di uscire, che appunto si iniziasse questo processo che si concluderà a marzo. Processo che però appunto è potenzialmente pericoloso sia per tutta l'Unione, perché appunto parliamo per esempio di uno dei paesi più grossi, importanti, con più peso all'interno dell'Unione che ha deciso di andarsene, sia perché pone un esempio che potrebbe essere seguito potenzialmente da altri. Da quando c'è stato il referendum su Brexit, un sacco di altre persone in altri paesi che covano sentimenti euroscettici hanno pensato: allora si può fare, allora si può interrompere questo processo di progressiva coesione, se la guardiamo da un certo punto di vista, mentre appunto cessione di sovranità se la guardiamo da un altro, ecco, questo procedimento si può fare. È un ragionamento su cui potremo trarre qualche conclusione solo nei prossimi anni.
Che aspettative hanno i giovani per il futuro dell'Europa? Sento sempre, diciamo, qualche lamentela sul fatto che i giovani, appunto, che dovrebbero interessarsi più di ogni altro al progetto europeo, in verità, appunto, se ne curano poco, appunto, diciamo, tendono a tralasciarne l'importanza. Dobbiamo ragionare sul fatto che ci sono tantissimi giovani che sono nati, per esempio come me, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi non hanno mai visto cosa vuol dire avere un'Europa divisa. Diciamo, le critiche ai giovani sono abbastanza ingiuste, nel senso che dobbiamo comprendere che loro, cioè noi, cioè io, affrontiamo l'Europa con una prospettiva diversa, secondo me anche più concreta. I giovani che per esempio hanno usufruito del programma Erasmus negli ultimi 30 anni sono stati 9 milioni, per dire. E quindi per loro, per noi l'Europa è una cosa diversa, una cosa meno ideale ma magari più concreta. Sono d'accordo che ci vorrebbe un po' più di memoria storica da parte della nostra generazione, ma appunto dovremmo tenere in considerazione che per noi l'Europa è proprio tutt'altro. Ecco, secondo me c'è anche un po' di misunderstanding fra queste due classi generazionali, cioè le persone che adesso stanno facendo l'Europa e le persone che la faranno.